Cari ospiti, benvenuti a questa seconda lezione del corso di geopolitica che è in completo gemellaggio con la Società Italiana di Intelligence e con la Società Italiana di Intelligence del Friuli Venezia Giulia e con il Master in Intelligence dell'Università di Udine. Diamo subito la parola al professor Mario Calisciuri che intende salutare il comune amico professor Marco Tarchi e lo fa da presidente della SOCINT, Società Italiana di Intelligence, nonché di un master gemellato con quello di Udine, il Master in Intelligence dell'Università della Calabria. Grazie Mario, a te la parola. Sono io che ringrazio e sono molto contento di essere con voi questa mattina per una pluralità di ragioni. Ecco, prima di tutto perché assisto a una lezione, porto il saluto. Purtroppo non potrò rimanere perché in contemporanea c'è il Master in Intelligence dell'Università della Calabria che sta vedendo la lezione dell'ambasciatore Michele Valenzisi e pomeriggio ci sarà Lucio Caracciolo e quindi non veramente sono dispiaciuto di non poter sentire la lezione del professore Tarchi, ma mi riprometto di ascoltarla da remoto. E saluto con grande affetto il professore Cevolin, animatore di queste iniziative così importanti, e l'amico carissimo Gianluca Foresti, che è direttore del Master in Intelligence ed è anche il presidente della sezione del Friuli Venezia Giulia della Società Italiana di Intelligence. Saluto anche il rappresentante del comune, il consigliere Guidoni. Allora, brevemente, sebbene io abbia incontrato di persona solo una volta, circa 15 anni fa, a Napoli, al Gambrinus, e Marco Tarchi per me è un intellettuale di famiglia e con cui condivido diverse affinità, tra le quali anche il segno astrale della bilancia. Da 40 anni sono abbonato a Diorama Letterario e nell'ultimo numero, quello che mi è arrivato novembre-dicembre 2022, ho letto con grande attenzione, per esempio, la recensione che lui ha fatto del libro di Giuseppe Parlato sulla fiamma dimezzata, l'esperienza di metà degli anni 70 di una frattura all'interno del movimento sociale con la creazione di un nuovo partito politico che poi non ebbe particolare successo. Poi l'articolo sulla Stampa del mese di ottobre in cui spiega che la destra ha una classe dirigente mediocre e che ignora categorie culturali come quella dell'egemonia di Gramsci. Allora, io credo che Marco Tarchi rappresenti una felice eccezione nel panorama culturale italiano. Quindi non ho voluto perdere l'opportunità, e ringrazio ancora una volta il professore Cevolin, di poter portare il mio saluto a un suo evento. È una felice eccezione perché è un intellettuale che dalla politica passa all'università. In genere avviene il percorso inverso, sempre avviene il percorso inverso. Dall'università si va alla politica e abbiamo anche casi recenti di questo tipo, con i risultati che sono di conseguenza. È un intellettuale che è riuscito a imporsi per la qualità della sua ricerca in un settore scientifico e sappiamo quanto siano particolari e chiusi i mondi dei settori scientifico-disciplinari della nostra università in un ambito come scienze politiche, in un sistema accademico dove l'egemonia culturale gramsciana si è spesso materializzata. Marco Tarchi è uno studioso di Alain de Benoist e della nuova destra francese e quindi ha le idee a posto. Prima di tutto ci ricorda come destra e sinistra siano categorie ottocentesche e novecentesche, che oggi significano poco.
Lo dice dal 1994 e da quando Berlusconi vince le elezioni. Lo fa in un saggio di 15 pagine pubblicato in Democrazia e Diritto, che è un saggio che è esemplare, nel senso che per andare a teorizzare dei concetti nuovi, reali, immediati, importanti, non c'è bisogno di scrivere tomi di centinaia o migliaia di pagine. Quindi bastano poche idee chiare a posto per definire quelli che sono le categorie del cambiamento. L'anno prima, cioè nel 93, Marco Tarchi aveva scritto un libro molto importante che è La rivoluzione legale, le identità collettive e crollo della democrazia in Italia e in Germania, in cui mette anche in evidenza come fascismo e nazismo siano arrivati al potere attraverso i meccanismi della democrazia. Marco Tarchi ha scritto tanto e bene. Ricordo a metà degli anni 90 esuli in patria, i fascisti nell'Italia repubblicana. Dello stesso anno era anche ai 50 anni di nostalgia e attualmente da diversi anni sta approfondendo come nessuno in Italia, in maniera argomentata e scientifica, il tema del populismo come un filo rosso della storia del nostro paese. E ora, questi suoi studi, ecco, mi danno la possibilità di dare il mio apporto alla sua lezione con qualche mia breve riflessione. Prima di tutto, lui approfondisce questi temi tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Sono gli anni del berlusconismo rampante, quello che viene adottato poi dall'intero sistema politico italiano, quello che produce un'elite politica su liste bloccate, in cui nei collegi maggioritari prima e nelle liste proporzionali adesso si sa già in partenza, in gran parte, chi è eletto e chi no. C'è poi un piccolo margine dei collegi e delle situazioni incerte che poi determinano la partita. E nelle liste ci sono i più bravi, ma neanche i più fedeli, perché al primo stormire di fronda delle difficoltà assistiamo a grandi trasmigrazioni di rondini, ma invece quelle più funzionali, nell'accezione più ampia del termine. Sarebbe il caso di chiedere a tanti leader italiani del perché di alcune presenze in Parlamento che non hanno nessuna giustificazione né culturale, né politica, né elettorale, né relativamente alla rappresentanza territoriale. Ultimamente Lega e 5 Stelle si inseriscono in questo solco, soprattutto i 5 Stelle, che sono dal mio punto di vista l'effetto e non la causa del populismo. Il populismo è quello che si è maturato in maniera evidente dal 1994 in poi, non quello interpretato dai 5 Stelle. Per quanto riguarda poi la posizione che il professore Tarchi ha su Cossiga, cioè io ho un'idea un po' diversa rispetto alla visione del presidente Cossiga, che pronunciava una serie di cambiamenti, richiedeva una serie di cambiamenti del sistema politico che però la gente non capiva. Cioè, quindi non accarezzava il sentimento come oggi si fa adesso, soprattutto con l'intelligenza artificiale. E in una certa fase, fino all'epoca del Conte 1, strumenti come la bestia di Luca Morisi o la piattaforma Rousseau funzionavano. Adesso, dopo il Conte 2, sembra che gli algoritmi funzionino un po' di meno, ma non è detto. Quindi è stata una fase della nostra storia recentissima in cui noi abbiamo confuso la politica con l'intelligenza artificiale. Quindi un sistema in cui si polarizza lo scontro, caro a Schmitt, tra amico e nemico, peraltro senza contenuti reali, in un sistema politico che è sostanzialmente omogeneo. Lo diceva il mio maestro Giorgio Galli, non c'è nessuna differenza tra destra e sinistra a livello politico. È un sistema sociale che ha come base la corruzione. E quindi in questo quadro un sistema
che tutela prima di tutto le rendite personali e che viene ritenuto credibile e tenuto in vita solo dalla propaganda mediatica. Un sistema politico che utilizza anche la pandemia più che come problema della collettività, come una opportunità per se stessi. Quindi ai tempi del Conte 1, quando la Lega era al governo, era ritornata molto di moda questo refrain sul tema del ritorno del fascismo. Pure adesso se ne parla, ma di gran lunga di meno. Ecco, sono gli effetti dell'egemonia culturale della sinistra, che addirittura teorizza da sinistra un'egemonia sottoculturale della destra. Lo fa il mio amico Massimiliano Panarari. Ora, sono, secondo me, le individuazioni delle classi dirigenti, a mio parere, che è il problema centrale, perché vengono selezionati con questi sistemi viene selezionata una classe dirigente inadeguata, che compie scelte che alimentano il disagio sociale, che secondo me è il problema più grave di questo tempo. Concludo. Il pericolo del fascismo, secondo me, non c'è. Però c'è assolutamente di peggio. Ci sono le condizioni che lo hanno generato, e cioè la crisi della democrazia. Il 28 ottobre di quest'anno ricorreranno i 100 anni della marcia su Roma. Mi auguro che possa essere un'occasione di una riflessione senza rete su quello che ha rappresentato nella storia d'Italia la pagina del fascismo. Dove ci porterà la crisi della democrazia? Oltre alle condizioni economiche, politiche, sociali, internazionali. E c'è un ruolo importante non solo della globalizzazione, della propaganda, ma c'è l'intelligenza artificiale. Io sono sicuro che il pensiero di Marco Tarchi può aiutarci a districarci nella selva delle difficoltà che noi abbiamo davanti, e in un contesto in cui la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall'altra. Le cose spesso non sono quasi mai come sembrano e si perde consenso e si aumenta il consenso attraverso la propaganda. Io penso che il PNRR sia un esempio di scuola della disinformazione, perché sono solo debiti, perché non verranno spesi al meglio, perché devono essere rendicontati secondo le regole europee, perché verranno gestiti da regioni e comuni, una parte che hanno grandi difficoltà, perché possono essere in parte già indirizzati negli investimenti finali, e poi possono alimentare le mafie, come ricorda Nicola Gratteri. Oggi l'Italia è affidata a due personaggi importanti al di fuori del Parlamento e in età avanzata, Mattarella e Draghi. Questo pone due problemi di fondo. Chi rappresentano realmente i parlamentari individuati con le liste bloccate? E secondo, il problema del ricambio. Quindi la questione educativa, secondo me, è un problema fondamentale. Quindi le categorie su cui discutere oggi non sono quelle economiche, ma sono quelle culturali ed educative. E un intellettuale autentico come Marco Tarchi può aiutarci a capire di più. Grazie infinite al professor Mario Caligiuri, che salutiamo con un applauso, e ha diciamo sbocciato democrazia, il problema, e quindi ha introdotto tutti i temi che sono sottesi a questa lezione. Adesso diamo la parola al professor Gianluca Foresti, che è il direttore del Master in Intelligence e il presidente della Socint Friuli Venezia Giulia, e anche importantissimo professore ordinario del nostro Ateneo, con grandi competenze anche a livello internazionale sulle tecnologie informatiche. Grazie Guglielmo, ringrazio in primis il nostro presidente, il professor Caligiuri,
mi onoro anche di rappresentare qui nel Friuli Venezia Giulia come sezione della Socint. Sono molto contento di questo evento, che in realtà è uno di una serie che stiamo organizzando, che il professor Cevolin sta organizzando in collaborazione con Istoria, sulle tematiche della geopolitica. Sono momenti in cui anche, diciamo, le competenze che noi stiamo cercando da 3 anni di portare qui nella nostra regione con il Master in Intelligence e ICT, che nasce dallo spunto del professor Caligiuri, che lui ha una grande, ovviamente, esperienza pluriennale di questo Master, ma che sta ovviamente permettendo di affrontare in maniera scientifica queste tematiche, che sono veramente trasversali, veramente importanti per capire l'evoluzione del nostro tempo. E la tematica che si affronterà oggi, che il professor Tarchi affronterà, chiaramente è una tematica che risente di tutti questi aspetti, quindi dal diritto alla geopolitica e, perché no, anche alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale, come il professor Caligiuri ci sottolineava prima. Questa intersezione non è facile da comprendere, anche perché alcune di queste discipline sono molto recenti. I risultati che si stanno ottenendo adesso, devo dire, sono figli di studi veramente molto molto recenti, e quindi sono ancora tutte da investigare, da capire, da analizzare. Quando ci lasciamo, diciamo, utilizzare i nostri dati da questi algoritmi, al momento non siamo ancora in grado di capire effettivamente che cosa, come questi dati vengono gestiti e vengono elaborati. Quindi c'è molto da fare, c'è molto da studiare, e la tematica del populismo credo che sia sicuramente, per queste tematiche, una bella palestra. Grazie a tutti e buona lezione in questo sabato mattina. Grazie ancora. Grazie infinite col professor Gianluca Foresti. Nel corso, grazie per l'applauso, grazie al professor Foresti, perché ci sarà anche un'altra lezione proprio collegata direttamente al master il 25 di febbraio con Marco Valentini, già prefetto di Napoli, e con sì, una vera e propria lezione del master che viene offerta nell'ambito del 26esimo corso di geopolitica. Lo ringraziamo tanto per aver condiviso questa lezione di Valentini, che adesso è membro del Consiglio di Stato, tra l'altro sul tema democrazia e intelligence, quindi un tema importantissimo. E anche Valentini è anche un docente stabile del nostro master dell'Università di Udine in intelligence, e anche del master, tra l'altro, della Calabria. Anche Valentini insegna anche in quell'altro master, quindi segno di questa collaborazione che c'è. Adesso io, se riesco, a Elisabetta Gardini, che è venuta a trovarci da Padova, che ha seguito delle altre iniziative di storia quando abbiamo chiamato per esempio Dugin a Udine, ed è venuta da Padova anche quella volta. Adesso che c'è Marco Tarchi è venuta a trovarci, quindi ecco, darei un saluto come politica, già membro del Parlamento europeo, come persona che è impegnata e anche, potremmo dire, anche controcorrente un po', sicuramente. E quindi diamo subito la parola per salutare il professor Marco Tarchi e per collegarci un po' anche a temi europei, perché dell'Europa Elisabetta Gardini ormai fa il suo settore di intervento, di azione anche politica. Grazie. Grazie carissimo Guglielmo, grazie per questa opportunità. Io non ero venuta per ascoltare assolutamente, ma qualche spunto ascoltando gli interventi dei professori e in attesa della lezione del professor Tarchi, qualche suggestione, essendo attiva nel mondo politico. Adesso faccio parte dell'esecutivo di Fratelli d'Italia e sono coordinatrice della mia città, della mia provincia Padova. Ho sentito delle cose che sono straordinariamente interessanti e di cui abbiamo straordinariamente bisogno. È un pezzo che la politica ha, come dire, perso in qualche modo, la gran parte della politica, il terreno delle idee, e
questo berlusconismo, tra virgolette, di cui ha parlato il professor Caligiuri, io l'ho interpretato proprio come la cosiddetta politica del fare, che mi si è appalesata chiaramente quando tantissimi anni fa a Roma, eravamo all'inizio degli anni 2000, si sono incrociate tutte le fondazioni che dovevano essere i luoghi deputati a portare i contenuti, no? Di idee. E ho visto soltanto passare sul palco, diciamo così, in qualche modo i resti nobili, passatemi il termine, delle idee dei partiti della Prima Repubblica. Si sono guardati un po' così spaesati e alla fine hanno detto: non importa, in pratica il sunto è stato: non importa da dove veniamo, perché noi ci troviamo nella politica del fare. E questo credo sia stato il grande limite, perché non c'è fare che possa avere risultato se non cammina sulle idee. E questo isolamento della politica che si trova oggi in un cortile, perché oramai i vincoli esterni sono tanti e troppi, nel quale si dibatte, nel quale ha perso tantissima della capacità di decisione, quindi carenza di idee, uno spazio sempre più ristretto, con vincoli sempre più esterni. Vediamo, no? Oggi io metterei 3 persone, oltre al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, e poi abbiamo quindi Mattarella, Draghi e anche Amato, il quale ha già detto che per tutto quello che riguarda le decisioni della consulta, laddove ci sia la scienza che interviene, lui si atterrà a quello che dice la scienza, e ha portato l'esempio del referendum, della fecondazione assistita, dove non solo c'era una legge del Parlamento, c'era anche un referendum popolare e la consulta si è espressa seguendo la scienza, che è questo fantomatico Dio che aleggia sopra tutti noi, perché è diventato uno scientismo, una religione, perché se tu credi nella scienza c'è già una contraddizione nei termini, perché la scienza, io ho studiato Popper, e mi hanno insegnato che la scienza procede per falsificazione, non certo perché si crede nella scienza. Quindi le tematiche sono veramente importanti. In più metterei sul tavolo un altro problema: noi avendo il livello europeo, avremo bisogno di una politica che si ripensa anche come modalità di azione a livello nazionale. Invece noi abbiamo oramai un governo nazionale che non ha saputo in Italia, molto meno che negli altri paesi, interpretare questo ruolo di gestione e di gestione del livello europeo. Per cui noi abbiamo dei partiti che fanno finta in qualche modo che non esiste a livello europeo, fanno finta di essere ancora loro a decidere, quindi non solo ci sono i vincoli esterni più, diciamo, più oscuri, passatemi il termine, ma c'è anche invece quel livello sovranazionale europeo dichiarato che non viene gestito. E quindi i problemi sono veramente tanti, e quindi sono venuta qui per abbeverarmi di pensiero, di contenuti e di cose possibilmente poi da trasferire all'interno dell'azione politica. E saluto e ringrazio anche Luca Vidoni, che è qui, giovane, nuove generazioni, perché anche questo è un problema che abbiamo in Italia, di una gerontocrazia che non demorde e che è un atavico antico e vecchio problema. Qui in Italia per fare qualche cosa sembra che se non si è avviati ad essere ottuagenari non si riesca ad avere credibilità, curriculum sufficiente, capacità sufficienti, che è il contrario di quello che avviene poi nel resto del mondo. Io solo una cosa, quando si parla di liste bloccate, io ho visto che nel resto del mondo, anche lì bisognerebbe essere aiutati dagli studiosi, perché sono tutti strumenti, leggi elettorali, modo di selezione della classe dirigente, che andrebbero perfezionati rispetto a quello che è il mondo di oggi, perché mi sembra che ci stiamo avviluppando in un ripercorrere i vecchi sentieri. Avevamo abbandonato il proporzionale perché favoriva la rappresentatività a discapito della governabilità. Adesso c'è chi invece dice perdoniamo, no. Avevamo abbandonato le preferenze perché si diceva che portava corruttela, clientelismo, adesso invece c'è una voglia di ritornare. Io vedo che all'estero, nei paesi europei, hanno una maggiore stabilità negli strumenti,
Da noi gli strumenti sembra che debbano ogni tanto servire il partito che in quel momento sta governando, tante volte si è ritorto contro, l'abbiamo visto con le leggi elettorali, no? Chi in quel momento aveva la maggioranza faceva una legge elettorale che nella sua testa avrebbe dovuto favorirlo e poi miseramente perso. Ecco, le preferenze per esempio in Europa non sono frequentate da nessuno, però sicuramente ogni partito in Europa ha dei sistemi di selezione per portare le persone alla candidatura. Ci sono alcuni paesi, per esempio, che per mettere in lista i candidati al Parlamento europeo, fa addirittura delle prove pratiche per vedere se conoscono i meccanismi che poi dovranno andare a gestire all'interno del Parlamento. E la formazione sicuramente è un problema. Gli assistenti che hanno i deputati europei degli altri paesi per lo più sono formati per fare gli assistenti. Da noi arrivano ragazzi bravissimi che parlano le lingue, super laureati con master, però non hanno avuto quella formazione. Quindi sicuramente c'è tantissimo da fare, sicuramente la politica da sola in questo momento si deve aprire a un dibattito, a un confronto, e per questo insomma io sono qua e vi ringrazio e cercherò di seguirvi anche con più intensità, visto che sto a fare politica, ma non dentro le istituzioni, avendo più tempo da dedicare a questo ora, finita questa pandemia che ci ha chiusi, veramente io mi auguro che questo dibattito corale porti a dei risultati di cui abbiamo estremamente bisogno, perché ci siamo un po' smarriti e siamo invece in situazioni in cui abbiamo bisogno di risposte. Quindi grazie infinite e buon lavoro. Grazie. Onorevole, scusi, se mi posso permettere, sì. Dico, in Europa non sono frequentate molto le preferenze e questa è una delle ragioni per cui la classe dirigente europea è quella che è e che esprime alla presidenza del Parlamento europeo una maltese. Questo è il mio punto di vista. Bene, è già partito una sorta di dibattito tra gli interventori per i saluti e i saluti strutturati come abbiamo fatto. Chiederei adesso a Elisabetta Gardini di riaccomodarsi e facciamo un ultimo collegamento con il Parlamento europeo, idealmente. Vediamo se mi riesce a fare il collegamento, ecco qua, includi audio del computer, bisogna che ci riesca. Comunque so che ha funzionato prima e quindi a questo punto deve funzionare anche adesso. Sì, allora facciamolo partire. Eccolo. Benvenuti a questa nuova lezione del 26esimo corso di Geopolitica di Storia. Un saluto e un ringraziamento al professor Guglielmo Cevolin, all'amico Guglielmo Cevolin, all'assessore del comune di Udine Fabrizio Cigolot e al professor Mario Caligiuri della Società Italiana di Intelligence. È con grande piacere accogliere e presentare il professor Marco Tarchi, che saluto, professore dell'Università di Firenze, con cui oggi parlerete del populismo, di cui Tarchi è un grande esperto che ha studiato in maniera approfondita il fenomeno partendo dall'uomo qualunque fino a Beppe Grillo. Come ben sapete, il termine populismo viene spesso usato con accezione negativa. Non fatevi però ingannare da quello che sentite. Come dice la nostra Carta Costituzionale, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quando un partito politico si intesta battaglie od obiettivi che arrivano direttamente dal popolo, perché deve essere interpretato in modo negativo? In una democrazia a suffragio universale le opinioni di tutti sono importanti ed è fondamentale che tutti gli individui possano sentirsi rappresentati. Ecco perché in una democrazia sana ci sono diversi partiti, ognuno con delle idee diverse che si rifanno a uno spicchio di popolazione. Ovviamente un operaio, un imprenditore, un pensionato avranno idee e necessità diverse gli uni dagli altri. Perché però ascoltare un parere dovrebbe essere dirimente rispetto ad ascoltarne un altro? Sono sicura che il professor Tarchi saprà darvi una risposta alle domande che vi ponete voi sul populismo e su come questo termine sia considerato da ognuno di voi. Non vi rubo altro tempo e vi lascio alla vostra lezione e un augurio di buon lavoro a tutti voi.
Grazie anche al onorevole Alessandra Basso, membro del Parlamento europeo. Adesso chiedo al professor Tarchi di sedersi sulla sua postazione e di praticamente iniziare la sua relazione con questa indicazione. Come avete sentito, il professor Marco Tarchi è docente di scienza della politica. Il professor Mario Caliciuri ha detto che dà le categorie, ci spiega le categorie, e quindi ecco, qui gli chiediamo l'aiuto per capire questa categoria del populismo nel periodo di crisi della democrazia rappresentativa. Tutti bene o male gli interventori hanno già messo così in evidenza la crisi della democrazia rappresentativa, e chiediamo al professor Marco Tarchi quindi di aggiornarci sul populismo 2022 con riferimento, visto che siamo nel corso di geopolitica, anche a esperienze straniere, estere. Pensiamo solo al caso di Trump, oggi all'ordine del giorno, per esempio per l'inchiesta che c'è su Capitol Hill, sul suo ruolo, sulle cose che sono emerse anche 2 o 3 giorni fa, e cioè che strappava i documenti, li faceva scomparire, una carica istituzionale, ecco, che faceva scomparire i documenti. È come se Mattarella si mettesse a strappare tutti i documenti, ecco. Però per una parte del suo elettorato questo elemento, per esempio, è un elemento positivo, perché cioè è condiviso, è accettato, ecco, perché come dire, se ne infischia delle regole. Questo è anche un atteggiamento così populista che come dire introduce una dimensione critica, ecco, nell'elemento del populismo. Dall'altro lato invece qui siamo in Friuli Venezia Giulia e Anna Mareschi Danieli, che corre voce, inizia ad avere un ruolo qui in regione e così via, sul Sole 24 Ore di sabato 5 febbraio come vice chairman delle acciaierie Bertoli Safau, ha scritto cose di questo tipo. Qui non ha vinto proprio nessuno, si riferisce all'elezione del capo dello Stato Mattarella, alla rielezione, nonostante il validissimo risultato raggiunto. Quanto è accaduto ci fa solo capire che i partiti, è proprio vero che non esistono più, e che al governo ci deve stare solo chi ha sviluppato negli anni la responsabilità di prendersi cura di qualcosa, dimostrando di averne le capacità. A questo punto vedo un'unica soluzione per il nostro Paese: rafforzare la classe governativa, recuperando il legame tra potere decisionale e competenza, il che non significa esclusivamente tecnocrazia, ma piuttosto che la politica deve tornare a forgiarsi di prossimità verso l'elettorato, questo soddisferebbe il populismo, di riscatto del sapere e di senso delle istituzioni. Basta. La parola al professor Marco Tarchi, direttore di Diorama Letterario e di Trasgressioni. Trasgressioni è una rivista di cultura politica che stabilmente, direi da almeno di 10-15 anni, si occupa di populismo, con almeno 2 o 3 saggi ogni numero dedicati a questo tema nella rivista. Quindi veramente è l'ambito diciamo di discussione sul populismo più importante in Italia, direi, e il suo libro Anatomia del populismo è lo studio attualmente disponibile nelle librerie più attrezzato culturalmente per capire questo fenomeno. La parola al professor Marco Tarchi. Grazie. Abbiamo parlato di tutto fuorché dei tempi che mi sono io assegnati. Direi 45 minuti. Ok, benissimo. È sempre un punto importante per non quindi non 12 meno 10. Sì, ok, perfetto. Allora, io limito all'essenziale i ringraziamenti, perché se dovessi, diciamo, seguire una logica
di effettiva considerazione di tutto quello che è stato detto su di me, primo dovrei necessariamente sminuire molte delle cose che sono state gentilmente profferite sul mio conto, secondo perché rimarrebbe poco tempo anche soltanto per ringraziare dello stimolo che mi viene dalle considerazioni che sono state fatte sia da Mario Caligiuri che da Elisabetta Gardini. Mi dispiace solo che, dovendomi concentrare sulla questione del populismo, non posso raccogliere almeno due delle tematiche che sono state affrontate o comunque toccate nei due interventi, che invece mi interesserebbero tantissimo, diciamo, nella mia veste ancora più strettamente professionale, perché soprattutto nell'intervento di Elisabetta Gardini sono, diciamo, delle riflessioni su questioni che attengono alla fisiologia della politica e il rapporto, diciamo, fra la politica concreta del fare, come giustamente diceva, e la dimensione della riflessione teorica, che meriterebbero una tavola rotonda di diverse ore, che forse, come in passato è successo tante volte, non porterebbe a niente per tante ragioni che si intendevano anche intelligentemente colte da Elisabetta Gardini, ma che comunque, insomma, perlomeno si potrebbero mettere sul tavolo per cercare di avviare una difficilissima risoluzione di quei problemi che venivano citati anche nell'articolo del Sole 24 Ore, che può essere letto come un input interessante, ma anche per certi versi come l'ennesima esercitazione sulle utopie della politica, perché sarebbe bello che la politica potesse riavvicinarsi ai cittadini, ma coltivare le competenze, eccetera. Come diceva con un certo realismo che forse potrebbe essere tacciato, ma non da me, dagli sprovveduti di cinismo, come diceva Mario Caligiuri, ci sono valide ragioni per capire perché nella politica, soprattutto nella politica odierna, così impoverita di ideali, così impoverita di volontà progettuali di cambiare in qualche modo la società o il mondo, sono, diciamo, portano in superficie soprattutto interessi e difese di interessi, per cui cambiare questo tipo di rapporto è estremamente difficoltoso. Ma veniamo invece al tema su cui sono sollecitato a parlare. A volte si creano delle coincidenze fortunate e venendo qui io ho potuto vederne manifestare una. Avevo acquistato qualche giorno fa alcuni volumi che, diciamo, dovrebbero servire, sempre che uno abbia poi il tempo di leggerli, per affinare la mia formazione sui temi che maggiormente mi interessano nella mia professione, e tra questi avevo acquistato un volume curato, tra l'altro co-curato da un giovane collega storico della mia università, che ho conosciuto quest'anno, perché in realtà lui è entrato l'anno scorso, ho avuto qualche breve scambio di idee, perché lui faceva lezione l'ora prima della mia, io quella successiva, quindi abbiamo avuto così qualche chiacchierata rapidissima da fare, di cui conosco ancora poco la produzione. Si chiama Marco Bresciani, è triestino, fra parentesi, fa su e giù da Trieste a Firenze per venire appunto a fare lezione. Non me ne aveva parlato di questo lavoro che ha co-curato, io l'ho trovato casualmente così nelle bibliografie, era in un piccolo monte di testi appunto recentemente acquistati. Ho detto, vabbè dai, c'ho un sacco di ore di treno, vediamo di prendere questo che mi sembra abbastanza affine con l'argomento che devo trattare. Un volume di una piccola casa editrice di Roma, Viella, una casa scientifica, si intitola La democrazia dei populisti tra Europa e Americhe. Quindi ho detto, beh, certo, perché no? E ieri ho potuto leggerne nelle 3 ore e mezzo 50 pagine circa. Il saggio introduttivo di Marco Bresciani e di Guri Schwarz, che è il co-curatore, e un saggio su populismo e democrazia di 2 autori che vanno per la maggiore, che si chiamano, cioè sono ben noti, soprattutto la seconda per i suoi interventi mass mediali, Federico Finkelstein e Nadia Urbinati. E ho letto questi 2 saggi con molta attenzione e ho trovato
finalmente nell'introduzione un approccio al tema del populismo che direi, come d'altronde Caligiuri anticipava, ormai è raro, cioè un approccio che guarda direttamente negli occhi l'argomento di cui si occupa, che esclude motivatamente la tendenza a occuparsi del populismo con dei pregiudizi di fondo fin dalla partenza, che mette in guardia da analogie forzate con altri fenomeni storici del passato e che va anche oltre la questione che tutti abbiamo già citato, anch'io ora lo faccio, che diamo per scontata, del rapporto stretto tra nascita dei populismi e come causa crisi della democrazia rappresentativa, e pone in prospettiva storica questo fenomeno in una maniera direi veramente acuta. E questo per il saggio introduttivo. Mentre il secondo, sui cui contenuti avrei qualche riserva in più, insomma, ho avuto dei dibattiti che di recente con Nadia Urbinati, abbiamo letture del fenomeno piuttosto diverse, però anche in questo saggio ci sono degli elementi interessanti e proprio da uno di questi vorrei partire per affrontare la questione populismo in modo un po' diverso da quello, diciamo, che ho utilizzato anche facendo molto riferimento ai miei vari studi in argomento in altre occasioni, soprattutto a Pordenone, quando l'amico Guglielmo Ceolin mi ha invitato a occuparmi del tema. E questi spunti vengono da un paio di passaggi del discorso di insediamento di Donald Trump appunto nel momento in cui il 20 di gennaio del 2017 ha assunto formalmente il potere. Parto da qui prima ancora di dare una definizione di populismo, ma poi arriverò anche su questo versante. Trump in due di questi passaggi citati da Urbinati e Finkelstein ha detto queste cose. Questo momento appartiene a tutti coloro che sono qui riuniti oggi e che guardano in tutta l'America. Questo è il vostro giorno, questa è la vostra celebrazione. Ciò che conta veramente non è quale partito controlla il nostro governo, ma se il nostro governo è controllato dal popolo. Il 20 gennaio 2017 sarà ricordato come il giorno in cui il popolo è tornato a governare questa nazione. Gli uomini e le donne dimenticati del nostro paese non saranno più dimenticati. E poi ancora, in un altro passaggio, vediamo se lo recupero rapidamente, eccolo qua. Per troppo tempo un piccolo gruppo nella capitale della nostra nazione ha raccolto i frutti del governo, mentre il popolo ne ha sostenuto il costo. Washington è fiorita, ma il popolo non ha condiviso la sua ricchezza. I politici hanno prosperato, ma i posti di lavoro sono andati via e le fabbriche hanno chiuso. L'establishment ha protetto se stesso, ma non i cittadini del nostro paese. Le loro vittorie non sono state le vostre vittorie. I loro trionfi non sono stati i vostri trionfi. E mentre festeggiavano nella capitale della nostra nazione, c'era poco da festeggiare per le famiglie in difficoltà di tutta la nostra terra. Ecco, Trump incarna o ha incarnato, soprattutto dal punto di vista declamatorio, diciamo, discorsivo, del populismo, alcuni degli aspetti essenziali, ma su cui spero di poter dire alcune cose sensate fra breve. Ma la sua, diciamo, è una incarnazione, come molte altre ve ne sono, di qualcosa che sfugge alla logica e anche all'analisi delle ideologie, sebbene ci sia una maggioranza relativa degli studiosi del campo che continuano ad insistere che il populismo può essere raffigurato come una ideologia. Dicono, rifacendosi a una elaborazione di un importante storico del pensiero politico, Michael Friedan, che ha varato questa categoria, che è un'ideologia dal cuore sottile,
per cui ha solo un nucleo ristretto intorno al quale poi vi sono due strati diversi che possono combinarsi in maniera piuttosto dissimile caso per caso. Ma insomma ci sono parecchi che continuano a dire che sia pure con questo sorta di, diciamo, di espediente lo si può definire un'ideologia. Trump invece in quei due passaggi che ho letto e molti altri interpreti reali del populismo ha compreso e credo fatto comprendere che il populismo è un'altra cosa. Io personalmente nella querella accademica, nella discussione che da tanti anni si trascina sull'argomento, sostengo che è una mentalità, cioè che è qualcosa che si crea e si trasmette più che in funzione di una sintesi intellettuale consapevole, sulla base di stimoli di carattere emotivo, di carattere psicologico, che comportano una reazione di fronte alla realtà nella quale ci si trova immersi. Non è una costruzione a priori basata sulla, diciamo, volontà di ricostruire il mondo secondo coordinate prestabilite. È un modo di sentire, in un certo senso. Non è solo uno stile, come sostiene ancora un'altra corrente, diciamo sostanzialmente ce ne sono tre ideologie, stile e mentalità, non è solo uno stile, ma è una mentalità che per l'appunto si traduce in uno stile, perché quando si possiede una mentalità, questa diventa una sorta di inconsapevole linea direttrice dei nostri atteggiamenti e comportamenti. Quindi noi ci comportiamo in un certo modo perché abbiamo quel tipo di mentalità. Nel caso del populismo, quali sono le coordinate essenziali che possono portarci a capire l'essenza di questo fenomeno? Perché secondo me occorre comunque arrivare a questo. Finkelstein e Urbinati insistono molto dicendo no, ma le definizioni che sono state date da storici, politologi, filosofi della politica, eccetera, insistono troppo sull'essenza. Il populismo è una strategia di potere, eccetera. Sì, certo, può essere alla base di una strategia di potere, di una strategia politica, e Trump è un esempio molto evidente di tutto questo, tra i tanti altri. Nel libro ci sono saggi che riguardano, per esempio, non li ho ancora letti, quindi su questi non voglio dire nulla, ma che riguardano il caso, peraltro, di attribuzione al populismo, secondo me non del tutto certa, dell'Ungheria di Viktor Orbán. Ci sono casi relativi all'America Latina, che sappiamo è sempre stata una grande produttrice di fenomeni populisti, quindi si citano i populismi, tra virgolette, che io raddoppierei di intensità, di sinistra o di destra, citando nel caso brasiliano Lula, Ignacio da Silva e Jair Bolsonaro, naturalmente Chavez e molti, Perón, eccetera, eccetera, e molti altri. Quindi certo che può diventare una strategia politica che questi, diciamo, leader o questi esponenti politici utilizzano, ma è definibile a mio parere in sé proprio come mentalità. Adesso io non ho neanche sotto occhio, anzi se mi passi per cortesia questa antologia che ho curato, perché... Mi devi fare la dedica però allora? Sì, va bene. La prossima volta che mi inviti. Diciamo, non ho sott'occhio il testo, diciamo, su cui ho maggiormente lavorato, che è proprio con molti elementi teorici, che è il mio Italia populista. Qui è un'antologia nella quale io ho inserito un mio testo, ma tantissimi altri di molti studiosi, e una introduzione. Voglio semplicemente leggere quelle 6 righe e mezzo in cui ho dato la definizione, per poi servirmene nei fatti per dire quello che segue, cioè fare questa fotografia del populismo oggi che il collega ed amico di lunga data Guglielmo Cevolin mi ha chiesto. Allora, io definisco il populismo in questo modo, come la mentalità che individua il popolo come una totalità organica, in origine si intende, artificiosamente divisa da forze ostili, al popolo attribuisce naturali qualità etiche, ne contrappone il realismo, la laboriosità e l'integrità,
all'ipocrisia, all'inefficienza e alla corruzione delle oligarchie politiche, economiche, sociali e culturali. Spiegherò tra un attimo perché dico oligarchie e non elite. E ne rivendica il primato del popolo, naturalmente, il ne sta per il popolo, come fonte di legittimazione del potere al di sopra di ogni forma di rappresentanza e di mediazione. In questo tentativo di dare una definizione, appunto, tocco un po' tutte le tematiche che lungo almeno gli ultimi 55 anni, da un convegno famoso sull'argomento del problema della definizione del populismo, venne tenuto alla London School of Economics nel maggio del 67, tutte le tematiche che sono state, diciamo, esposte e un po' aggrovigliate intorno a questo nodo. Lo faccio però dando alcune linee di lettura più particolari che mi servono anche per capire cos'è e far capire, spero, che cos'è il populismo oggi. Primo punto, mentalità, e l'abbiamo detto, non è un'ideologia e non è soltanto uno stile, è una mentalità. Ha l'idea, e su questo anche se dissento su altri punti, Urbinati e Finkelstein nel saggio che citavo hanno ragione, ha un'idea del popolo, diciamo, un po' mitica, un po' mitizzata, e soprattutto proiettata, diciamo, quasi astoricamente in un lontano passato. Ogni popolo ha, secondo questa visione, una sua natura profonda. Originariamente era veramente un popolo, non una somma di individui, anche per un clima, uno spirito del tempo, quello che i tedeschi chiamano lo Zeitgeist, gli grandi storici tedeschi, uno spirito del tempo che portava a considerare il tutto superiore alla somma delle parti di ogni aggregato umano organizzato. Quindi nell'ottica, diciamo, implicita del populismo c'è quest'idea cosiddetta olistica che nelle comunità, nelle collettività, conta più l'interesse del tutto che individualmente preso l'interesse di ogni singola parte, e che quindi, sottinteso, finché vi è una volontà unitaria di tutelare questo interesse collettivo, il popolo agisce con una voce sola, ha una sola direttrice di marcia, ma nel tempo, per questo dicevo, diviso poi da forze ostili, nel tempo una serie di forze storiche, sociali, economiche, culturali e così via, hanno disgregato questa unità, questa entità unitaria, facendo sorgere che cosa? Interessi di gruppi, interessi di singoli, che in un certo modo hanno decostruito questo insieme e hanno visto il sorgere di oligarchie di varia natura, avete visto le varie aggettivazioni che do, che in definitiva trascurano strutturalmente, era quello che diceva Mario Caligiuri prima nel suo intervento, gli interessi della collettività, della comunità. Per cui che compito si assegnano i populisti? Il compito di vendicare questa sconfitta e tornare a far vincere i popoli, come? Tentando di ricostruirli in maniera tale da far loro intendere, sentire quella vocazione al bene comune che queste forze hanno invece oscurato. Dicevo oligarchie e non elite, perché erroneamente talvolta, anche in sede scientifica, si è pensato, quando al populismo in altre epoche si dava una connotazione, volendo usare le due categorie che io faccio molta fatica a usare, però di destra e di sinistra, veniva considerato più spinto a sinistra che non a destra. E allora gli si dava un carattere egualitario, come dire, questo popolo è fatto di tutti individui allo stesso livello, che quindi si vogliono sì ricomporre in comunità, però orizzontalmente i nemici sono tutte le elite. No, nella mentalità populista pura le cose non stanno così. Il popolo deve garantire a ognuno di coloro che lo compongono uguale dignità,
Quindi va bene se segue gli interessi della collettività a cui appartiene, sia il grande industriale che realizza profitti ma dà lavoro e non delocalizza le industrie, perché naturalmente se lo fa diventa un nemico del popolo, ma diciamo si va da quel livello, passando per tutte le altre categorie sociali, fino all'operatore ecologico, come oggi lo definiamo secondo le regole del corretto parlare, che, come dire, non ha lo stesso, avrebbe detto Max Weber, prestigio sociale, perché Weber, cosa che oggi molto si dimentica, contrapponeva la divisione della società in classi, o perlomeno avvicinava la divisione marxiana della società in classi, quella in ceti, e diceva che i ceti si differenziavano tra di loro per il diverso livello di onore sociale che veniva attribuito a ciascuno di essi, per cui alcuni gruppi magari economicamente avevano un rango minore, ma dal punto di vista del prestigio sociale la loro collocazione valeva molto di più di quella di altri che invece con, diciamo, mestieri, virgolette, meno considerati faceva molto più denaro. E quindi dicevo, il problema è che anche nei diversi ceti o nei diversi gruppi non vengono discriminati quelli che stanno, diciamo, nel livello più umile, operativo, funzionale della società. Hanno tutti pari dignità, ma ciascuno al suo posto. E quindi non è il concetto di elite che viene in se stesso detestato dai populisti. Riconoscono che ci sono alcune elite che valgono più di altre. Magari non si prestano per l'appunto come giustamente veniva ricordato, a dare ad alcune solo di queste elite il diritto di influenzare tutta una totalità in base ai loro principi. Quindi, per dire, il populismo non amerà mai, diciamo, la dittatura ipotetica dei sapienti che tali si autoproclamano, che siano virologi o che siano esperti in relazioni industriali o qualunque altro tipo di cosa. Però c'è questo dato, mentre le oligarchie, risalendo alla divisione aristotelica, sono un'altra cosa. Gli oligoi sono i pochi, e quindi l'idea che siano i pochi che gestiscono tanto, se non gestiscono tutto, questo ai populisti non piace per niente. Non solo, ma io ho l'impressione che un buon numero degli studiosi, adesso senza essere troppo maligni, ma un certo numero, via, di studiosi che si sono occupati, magari sono fatti anche un nome negli studi internazionali sul populismo, abbiano avuto poca dimestichezza, siccome molti di loro sono nati allo studio di queste cose tardivamente, quando sono state le prime grandi avanzate di partiti detti populisti, quindi abbiano avuto pochissima dimestichezza con i casi veri e originari del populismo latinoamericano, dove l'espressione che veniva usata, sempre stata usata dai vari leader per definire i nemici, era appunto oligarchia, cioè l'oligarchia. Gli oligarchi erano quelli che venivano detestati. Quindi, in quest'ottica, come dicevo all'inizio, il discorso di Trump che ho citato, questi pezzetti, come un po' di discorsi un po' di tutti i veri leader populisti, si potrebbe dire che credano fino in fondo o non credano a quello che dicono, no? C'è questo sospetto permanente, i populisti dicono una cosa però ne pensano un altro, come se poi tutti gli altri uomini politici di ogni parte invece fossero uno specchio di verità, che ovviamente non si preoccupano per nulla delle opportunità che hanno di fronte, e soltanto, anzi, hanno un impulso quasi naturale a dover dire le cose sinceramente. Chi ci crede? La platea è giovane, ma siete largamente, a parte siete anche vaccinati, dicevo un tempo appunto che fosse l'elemento fondamentale che doveva dare un altro sintomo di maturità. Va bene, adesso o che sia bello o brutto, abbiamo anche questo, siete largamente in età di capire che d'altronde l'ha detto Machiavelli un po' più di 500 anni fa nel Principe, poi al di là delle interpretazioni se ne danno, ma lo ha scritto: la dissimulazione in politica è un elemento fondamentale per conquistare e mantenere il potere. Sarà bello, sarà brutto, bisogna tenerne conto, è un dato di fatto. Mentono i populisti? Può essere, come no, spesso anche lo faranno, ma mentono anche gli altri politici, quindi non è un elemento discriminante secondo me. E non è neanche detto che sempre mentano di più, perché bisognerebbe fare una
una classifica difficile, ma ne vedremo delle belle probabilmente o delle brutte. Rimane il fatto che quando si esprimono hanno appunto questa tendenza a voler definire che cosa? Il primato del popolo al di sopra, nella mia definizione c'è, di ogni principio di rappresentanza o ogni istituto di mediazione. Non vuol dire con questo che aboliscano la rappresentanza ai suoi istituti quando e se hanno occasione di andare al potere. Di regola non lo hanno fatto, nemmeno nelle realtà latinoamericane in cui al potere ci sono andati. Diciamo che hanno una tendenza forte ad accentuare una certa visione del popolo che naturalmente corrisponde alle idee che se ne sono fatti. Ma direi anche questo è un espediente che in politica ha sempre funzionato. Tra le cose che da un'abbondante ventina di anni, ancora per non molto tempo, ho insegnato e insegnerò, sono i corsi di comunicazione politica. Per capire la comunicazione politica dell'epoca contemporanea, naturalmente, bisogna entrare un pochino anche, diciamo, nelle sottigliezze dell'impiego del linguaggio che viene fatto dai diversi soggetti che agiscono in politica. E quante volte noi utilizziamo, vediamo, sentiamo utilizzate da non populisti o da antipopulisti delle espressioni che richiamano la necessità di andare, di agire verso degli interessi, dei desiderata, delle aspirazioni del popolo, della gente. L'aggettivo popolare è sempre stato utilizzato in termini positivi dalla quasi totalità degli attori politici, coprendo, diciamo, un raggio di formulazioni e di formazioni, in quel caso sì anche ideologiche o comunque culturali, politico-culturali, vastissimo. C'è un modo di intendere un po' per dire le grandi ideologie o le grandi culture politiche del Novecento. Qual è? Ce n'è una che ha pubblicamente respinto diciamo, la propria autoproclamata vocazione a, diciamolo con la famosa espressione maoista, ma insomma, è un'espressione comune, servire il popolo. Nessuna. Cioè, la vocazione popolare l'hanno affermata dal comunismo al socialismo, allo stesso liberalismo per alcuni versanti, sicuramente, diciamo, alla tradizione del cattolicesimo politico, in generale del cristianesimo politico, c'è anche il versante protestante ovviamente, e anche i nazionalisti e anche i fascisti, e assimilabili, diciamo, su un piano comparato a livello europeo o internazionale. Quindi non è quello, diciamo, un elemento discriminante. L'elemento discriminante è che idea ci si fa del popolo. Ciascuno appunto si fa la sua. Ora è vero, come dicono Finkelstein e Urbinati, che c'è una tendenza a assolutizzare il concetto di maggioranza del popolo. Leggo un pezzetto brevissimo di questo testo. Il populismo non è quindi solo uno stile discorsivo, ma anche un tentativo di riformulare la democrazia, reinterpretando i suoi due fondamenti, il popolo e la maggioranza, in modi che siano allo stesso tempo inclusivi della maggioranza elettorale ed esclusivi della minoranza, maternalistici e a volte autocratici, ma non ancora dittatoriali. Benissimo, diamolo per buono, perché no? Sono d'accordo, ma come Beppe Grillo nella sua fase di intensissimo populismo, diciamo pre-affermazione del Movimento 5 Stelle e conversione a 180 gradi e ritorno su gran parte delle cose, aveva detto, a suo tempo pontificava. Il problema, io l'ho sentito perché per i miei studi e le mie cose, diciamo, quando ad esempio ho passato da Firenze nelle varie occasioni, mi sono munito di strumenti per poter registrare, per poter poi anche col taccuino per segnarmi i passaggi che mi sarebbero stati utili, e l'ho sentito quello che diceva. E Grillo poneva un problema molto importante che oggi si guarderebbe bene da rispolverare, e diceva: sento tanto parlare dei diritti delle minoranze, va bene, per carità, ma la maggioranza chi è che garantisce il diritto di poter
gestire la politica come vuole, perché la maggioranza appunto dei cittadini lo vuole, perché in nome di questa o quella minoranza impediamo alla maggioranza di fare. E questo è un punto fondamentale che Trump, che tanti leader populisti hanno capito e interpretato, nel bene o nel male. Io non sto dando un giudizio, mi preoccupo dei pregiudizi negativi sul populismo in questa sede, perché so che pullulano rispetto a, diciamo, a quelli positivi. Naturalmente ci sono anche quelli che per ragioni di interesse politico proprio non vogliono vedere né pagliuzze né travi negli occhi del populismo, invece ci sono pagliuzze e travi in quegli occhi, così come ce ne sono in quelle delle altre formazioni politiche. Però il problema che pongono i populisti, e che mi pare importante, che in quegli interventi di Trump diciamo, si potevano giudicare fondamentali, è quello del diritto dentro la democrazia. Questo anche Urbinati e Finkelstein lo dicono chiaramente, dentro la democrazia. E poi la loro posizione diventa molto critica, ma questo lo ammettono. Si pongono il problema della possibilità di coloro che sono stati chiamati a quelle responsabilità dal popolo di agire per il popolo e secondo le indicazioni ricevute dal popolo. Ora qui interviene il problema che Elisabetta Gardini ha molto ben messo in chiaro. Ci sono poteri esterni e i poteri esterni rispetto alla politica oggi sono tali da imbrigliare preventivamente qualunque forza politica che voglia veramente andare nella direzione che i populisti auspicano. Io sempre dico, ogni volta quando gli amici o qualche intervistatore eccetera mi chiedono ma allora cosa succederà domani? Io dico, il politologo e la chiromante fanno due mestieri molto diversi, quindi non ho nessuna intenzione di fare previsioni sul futuro, però è chiaro che non sarà facile a nessuna formazione populista, quando anche conquistasse una solida maggioranza di voti in un determinato paese, riuscire a portare, diciamo, in pratica il proprio programma. Perché? Perché ancora una volta, ora sono stato appunto molto colpito dal suo intervento, cito quello che dice Elisabetta Gardini, perché non c'è stato da parte, nel versante populista men che meno, non c'è stato da parte di coloro che almeno teoricamente si proponevano di combattere lo spirito del tempo attuale, nessun serio tentativo di agire a livello che continuo da tanti decenni, e lo sa bene, anche lui ha fatto una situazione in questo senso, Mario Caligiuri, a chiamare metapolitica. Cioè non c'è stato nessun tentativo serio di agire primariamente sul livello della formazione delle mentalità collettive. Processo di formazione cruciale, che comincia ancora prima dell'età media delle persone, studenti che noi vediamo qui, che comincia dai livelli elementari e che ormai trascina con sé una piattaforma ideologica non dichiarata, ma ben presente, che si avvale di tutta una serie di marchingegni e meccanismi per, in democrazia, fare in altro modo il lavoro che si fa più rozzamente o si è fatto nei regimi totalitari, cioè vincolare la libertà di giudizio dei singoli individui a una predisposta appunto piattaforma di valori ritenuti quelli solo intangibili e indiscutibili. Cioè è ovvio che noi oggi, non tutti, ma molti studiosi a distanza, per esempio, sono in grado di calcolare la portata di questi meccanismi di, è più che socializzazione sociale, diciamo, di indottrinamento quasi potremmo dire culturale, che si sono svolti in passato. Quindi troviamo copiosissime fonti che ci spiegano come, per dire, la Chiesa attraverso le sue istituzioni nel Medioevo piuttosto che in altre epoche, eccetera, induceva dei comportamenti di massa, stabilendo poi con il massimo possibile, naturalmente, degli strumenti di
di convinzione, cioè ti mando all'inferno se non fai così, quindi insomma, se la fede c'è, ovviamente questa è la minaccia alla quale non si può contrapporre nessun tipo di controdeduzione, però diciamo induceva determinati comportamenti. Sappiamo come anche grazie al riferimento alla natura divina dell'origine del potere facevano le monarchie più o meno assolute, eccetera. Via via sappiamo come lo hanno fatto i regimi autoritari o totalitari fra le due guerre mondiali, sappiamo meno, c'è una letteratura molto più ristretta, almeno in Occidente, però come è stato fatto questo anche nei paesi del cosiddetto socialismo reale. Ma non sappiamo nulla di quello che sta accadendo oggi perché c'è una sorta di dogma per cui, no, ora dopo il 1945 soprattutto e poi dopo il 1989 siamo liberati da ogni dogma e quindi ciascuno si può abbeverare come vuole liberamente diciamo, alla fonte del sapere e del giudizio critico. Ecco perché io sono stato così colpito dall'introduzione di questi due studiosi giovani a questo libro di cui parlavo. Tra l'altro direi che ho trovato una persona molto molto gentile, eccetera, ma il mio giovane collega non credo che sia, diciamo, ideologicamente o politicamente sospettabile di essere troppo lontano, diciamo, dalla correttezza politica cosiddetta, però scrive delle cose di grande interesse e vale la pena di spendere 2 minuti per leggerne alcune, perché ricostruisce intorno alla questione del populismo un problema fondamentale di questo, diciamo, meccanismo. Dice: il punto di partenza di questa introduzione è rappresentato da una sfasatura che è diventata via via crescente. Da un lato, la memoria pubblica occidentale, costruita in funzione delle trasformazioni della politica e della società dagli anni '80 in poi, è incardinata sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla Shoah. Cioè, attenzione, costruzione di una memoria pubblica. Dall'altro, gli sviluppi sociali e politici che si sono dispiegati o comunque accelerati nel mondo europeo e transatlantico a partire dalle crisi del 2007-2009, mettendo in discussione quelle forme della democrazia liberale che si sono legittimate proprio attraverso il rimando a quella memoria pubblica. Quindi, memoria pubblica costruita in un certo modo per legittimare quelle istituzioni. E pone una domanda interessante. In quali modi si è arrivati a definire una serie di lezioni, tra virgolette lo mette, di un Novecento rappresentato soprattutto in termini di violenze di massa e negazione di diritti umani e a costruire su di esse una memoria pubblica? Quali sono state le circostanze politiche e culturali in cui queste si sono prodotte e quali sono stati gli obiettivi che si sono perseguiti nel tempo? Senza pretesa a rispondere a queste domande, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro pezzetto. Per mettere in prospettiva storica la sfasatura sopra evocata, è anzitutto necessario prendere le mosse dal dibattito pubblico occidentale, che è stato caratterizzato da almeno 2 elementi a partire dagli anni '80 in poi e attraverso le svolte del 1989-1991 con più nettezza dagli anni '90. Da un lato, la convinzione della necessità e centralità di una memoria pubblica fondata sulla Shoah, che è diventata il fondamento di istituzioni volte a prevenire il ritorno, tra virgolette, delle violenze e degli stermini del Novecento o a garantirne l'impossibilità. Dall'altro, l'affermazione di un orizzonte politico-ideologico dominato prevalentemente dal capitalismo e dalla democrazia liberale, che si è tradotto nella sua versione più conseguente, la fede nella fine della storia. Tra questi 2 elementi esistono legami profondi che non sono ancora stati messi in luce, che sono poi entrati in crisi negli ultimi tempi. E ancora, la prospettiva della fine della storia si è trasformata, ben al di là delle intenzioni originali di Fukuyama, in un potente strumento di legittimazione di un nuovo ordine in costruzione nel post-guerra fredda e in una pervasiva narrazione ideologica della superiorità dell'Occidente, insomma in una profezia che mirava ad autoavverarsi.
Questa nuova memoria pubblica, adottata formalmente da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, diventava il fondamento di una nuova visione della storia recente in cui al paradigma antifascista si affiancava, si intrecciava, si sovrapponeva un paradigma nuovo fondato sull'esperienza delle vittime. Ben lontana dal costituire una declinazione esclusiva, la memoria pubblica diventava dunque il campo di azione e competizione di iniziative e prospettive diverse, talvolta opposte. E qui lei vede come sintomo di reazione a questa imposizione di memoria pubblica la nascita del populismo o la forza traente del populismo. E dice ancora, e questo è l'ultimo passaggio che riprendo, ciò che più colpisce non è l'esistenza di cortocircuiti tra presente e passato, parla ovviamente del dibattito pubblico e scientifico, ma il fatto che non sia il presente a spingere a rileggere e ripensare il passato, come è normale che sia, bensì che sia il passato, quel passato, a essere retto a paradigma, metro di misura universale, punto di riferimento necessario e ineludibile per interpretare il presente. Il dibattito degli ultimi anni sulle minacce alla democrazia e l'evocazione spesso leggera, astorica e approssimativa della categoria di fascismo non sembra accompagnarsi con l'evoluzione degli studi storici sui fascismi, anzi prescinde largamente da essi. E dunque il problema fondamentale, e dice ancora, tale modalità di lettura dei fenomeni recenti ci pare spesso inefficace ai fini della comprensione dell'attuale dinamica storico-politica, nonché tatticamente improduttivo anche come strumento di lotta politica, ma anche perché, a suo modo, rivela qualcosa di profondo e interessante, ovvero testimonia della forza di un sentimento che pare caratterizzare il nostro tempo, la nostalgia. A nostro avviso, ciò che si rivela più proficuo per una comprensione delle sfide poste oggi all'idea e alla pratica della democrazia liberale è uno sguardo storico attento alle contestualizzazioni e capace di collocare i fenomeni populisti e illiberali dentro i processi democratici piuttosto che proiettarli fuori di essi evocando la categoria di fascismo. La storia dei populismi rientra dentro la storia delle democrazie e uno dei nodi cruciali da affrontare riguarda le modalità in cui la macchina democratica riesce a coinvolgere e rendere partecipi i cittadini. Mi pare che, scritto da persone che non hanno, come dire, nessuna storia sulfurea alle spalle né attuale e che non possono essere tacciati di fare questo tipo di dire questo tipo di cose per ragioni ideologiche camuffate, ci dia degli elementi importantissimi per capire l'ultima cosa di cui brevissimamente, veramente con 2 parole, voglio parlare. Cioè, il populismo, dire, in sé comporta, innanzitutto non ha una forza propulsiva propria, nasce e si alimenta, come è stato già ricordato da altri stamattina, delle carenze, delle debolezze, delle insufficienze delle democrazie liberali e della loro classe politica. Si è detto, questo è l'ultimo punto su cui volevo attirare un attimo l'attenzione, c'è stato un dibattito in Italia poco, purtroppo, ma internazionale c'è stato, sul rapporto che vi sarà anche lì con le categorie delle congetture alla quale io non sono per niente familiare. Io guardo i fatti e non le ipotesi vaghe. Le ipotesi per costruirle occorrono dati empirici seri e se non ci sono mi astengo. Però si è discusso molto sull'esito che il Covid avrà, il Covid intendo dire tutto quel che è successo in questi anni, sulla sopravvivenza, sullo sviluppo, sulla caduta dei populismi. E molti scommettono che abbia segnato una sorta di, che sia stato mortale anche per il populismo, insomma, come dire che lo abbia colpito come purtroppo ha colpito tante persone. E quindi si dice no, così abbiamo riscoperto il valore della solidarietà, l'Unione Europea, tante altre cose, le classi politiche che hanno agito per limitare i danni delle varie categorie, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto i populisti, diciamo, hanno le armi spuntate. Alcuni studiosi, anche eminenti, hanno messo molto in dubbio questo dato e tendenzialmente le loro argomentazioni mi sembrano, se non più condivisibili, più degne di attenzione. Perché? Perché
È certo che una situazione di emergenza e di straordinarietà, come è stata quella che ci ha colpito, che in parte, per fortuna sempre più limitata, ci tocca ancora oggi, spinga soprattutto a, come dire, all'espressione di un sentimento che in origine è la paura, che poi è il desiderio di rassicurazione. E che cosa fai nel momento in cui ti senti smarrito, non sai come uscire da un labirinto di cui appunto non vedi nessuna via di fuga? Ti riunisci intorno a chi comanda in quel momento. E chi comanda in quel momento, chi ha comandato, lo sappiamo perfettamente, diciamo classi politiche fortemente squalificate agli occhi di buona parte della popolazione, si sono trovate a gestire con una grande fortuna, sfortuna perché dovevamo fare delle cose sicuramente impegnative, ma fortuna politicamente perché hanno potuto, diciamo, agire paternalisticamente. Non so se ci ricordiamo molti dei messaggi che venivano mandati via TV, via Facebook, eccetera, appunto dalle varie classi dirigenti, almeno in Italia, ma anche in altre parti. Come dire, adesso basta con tutte le chiacchiere, ora noi dobbiamo tutti insieme affrontare la prova, saremo forti, saremo uniti, eccetera. A quel punto le istituzioni diventano un po' l'unica stamberga dove rifugiarsi. Fuori c'è la tempesta, eccetera, sì, c'ha dei buchi, viene giù l'acqua, eccetera, eccetera, ma almeno ci salviamo. E quindi si sono queste diciamo, molte parti delle popolazioni riunite intorno a questo. Quindi la critica populista, diciamo, ne è stata depotenziata e le classi dirigenti, il cosiddetto establishment, hanno riguadagnato dei punti. Ma poi c'è un dopo. C'è un dopo crisi, c'è un dopo pandemia, c'è un dopo emergenza, c'è un dopo straordinarietà. Io non voglio fare previsioni, l'ho detto, però mi faccio delle domande. Le classi politiche che per decenni hanno dimostrato di essere incapaci di reggere la prova della normale amministrazione, avranno avuto davvero questo messaggio chiaro, avranno imparato la lezione, saranno cambiate in meglio, risolveranno i problemi. Guardiamo i risultati in termini di partecipazione al voto che abbiamo avuto in molti paesi d'Europa e non solo durante questi 2 anni quando è stato possibile fare delle elezioni. Crollo verticale della partecipazione elettorale. Si può interpretarlo come un segnale di fiducia? Tanti anni fa c'erano degli studiosi, in particolare uno storico delle idee politiche, peraltro persona degnissima, ma diciamo un liberale ideologico, ex comunista, eccetera, molto duro nei confronti di ogni critica appunto alla democrazia liberale, Domenico Settembrini, che scrisse un articolo che fece epoca e fece molto scalpore su un quotidiano italiano dicendo: l'apatia è una valvola di sfogo della democrazia. Come dire, meno gente vota e meno passioni civili ci sono in giro, quindi per fortuna i governanti più o meno saggi sanno come governare. Beh, io ovviamente non l'ho mai vista in quei termini e replicai già allora abbastanza seccamente a quel tipo di impostazione. E beh, chi predica che la partecipazione popolare è alla base della vita democratica non può vedere le cose in quella maniera, e quindi noi abbiamo dei chiari segni del fatto che certe ferite non sono state rimarginate, che il rapporto di diffidenza, di disincanto, di sfiducia di larga parte della popolazione è ancora lì, cova. Ora, che poi alcuni politici populisti siano stati in questo periodo messi anche loro nel calderone diciamo, di coloro nei confronti dei quali non si ha fiducia, questo può essere sicuramente in chiave comparata tra Europa, America e altri continenti, può essere assolutamente vero, ma vedasi per l'appunto, e qui chiudo, il caso che indirettamente veniva evocato da Guglielmo Cevolin in apertura, cioè di nuovo il caso statunitense, crollo degli indici di fiducia nei confronti di Joe Biden, che doveva essere quello che riportava alla ragione gli Stati Uniti, che rimetteva la politica sui binari giusti, che finalmente la faceva finita con le pazzie trampiane, eccetera, eccetera, alcune delle quali probabilmente potrebbero senza dubbio essere definite come tali. Io non sono
un adoratore dei populisti, non ne sono nemmeno un critico in sede scientifica, mi limito a registrare quello che dicono, ma di fronte al fatto che sono più forti i pregiudizi contro che quelli rarissimi a favore, come dire, provo, come ha detto una grande studiosa dell'argomento Margaret Canavan a suo tempo, per ragioni analoghe, 4 decenni fa, mi viene voglia di essere più comprensiva nei confronti dei populisti e di prendere la loro parte, visto che tutti gli sparano addosso, allora è così. E quindi, per esempio, il caso di Biden è indicativo. E allora i populisti erano stupidi, brutti, cattivi, hanno fatto delle grandissime fesserie durante Trump, quindi per fortuna ora Biden ce l'ha liberati e il popolo statunitense, che vede alla sua testa questo nuovo esponente, diciamo, della democrazia liberale, finalmente troverà la sua strada. No, gli americani dicono non funziona per niente bene, sono sempre di più quelli che dicono non è meglio di quello che c'era prima. E di fronte a questo punto, questo dato di fatto, addirittura sappiamo che Trump sta pensando l'ostacolo maggiore sarà il suo stesso partito, comunque il partito al quale ha aderito in vista, perché lui era un indipendente, in vista, diciamo, della sua elezione nel 2016. Ma appunto in questo anno Trump pensa addirittura di poter tornare in sella. Che succederà in Europa? Non lo so, però vi dico, attenzione, il populismo è un elemento non della patologia, ma della fisiologia democratica, e quando le classi politiche che lo avversano dimostrano di meritarsi una gran parte delle critiche che i populisti rivolgono a loro, è inevitabile che l'atteggiamento di una larga parte della cittadinanza finisca poi per rivalutarli e per convergere nuovamente attorno a loro, sperando, forse a ragione, forse a torto, che siano in grado di far meglio di coloro che fanno male. Grazie. Allora, grazie infinite al professor Marco Tarchi, che ci ha spiegato come diciamo dalla lezione gramsciana dell'egemonia culturale, attraverso il concetto poi di metapolitica, abbia visto un po' il contraltare nel populismo, che diventa addirittura, l'avete sentito adesso, fisiologia della democrazia. Quindi veramente ha fatto una sintesi, ci aiuta a orientarci in questa situazione. Allora adesso c'è la possibilità di intervenire, basta alzare una mano e alzarsi in piedi e fare una domanda. So che è un po' difficile, ci sono molti giovani, molti studenti, ma insomma io confido rompendo subito il ghiaccio, chiedendo al professor Tarchi qualcosa sulla Francia. Quindi ovviamente, ecco, ho predisposto proprio per lui, perché si possa appuntare, nel senso che io rompo il ghiaccio, poi do la parola a voi in modo che aggiungiamo le domande. Io chiedo qualcosa sulla Francia, ovviamente il riferimento al populismo in Francia probabilmente si riferisce più alla destra, ma anche Mélenchon forse, con Sara Gentile per esempio, probabilmente si può, con gli studi di Sara Gentile, che cercheremo di coinvolgere anche quest'anno, proprio su questo tema, cioè delle elezioni francesi, e che Marco Tarchi ben conosce. Ecco, quindi Zemmour, Le Pen, Mélenchon, così. Però ecco, io volevo chiedere qualcosa su Macron. Macron ovviamente no, perché ha pestato i gilet gialli, perché viene fuori dall'ENA, viene fuori e quindi no. Però comunque deve tener conto, e il fatto deve tener conto del popolo per certi versi, perché per esempio poi si lancia adesso Macron su questa cosa della sovranità digitale europea insieme a Draghi, che ovviamente da un lato svela il fatto che tecnologicamente l'Europa rischia di essere dipendente completamente dagli altri, e questo significa anche non essere sovrani. Cioè, quindi ecco questo lanciare la sovranità. Però ecco, questa declinazione, sovranità digitale europea, probabilmente anche dietro c'è una riconquista tecnocratica, un po' anche perché è vero che la perde l'Europa, ma sappiamo cosa significa poi il controllo tecnologico al quale il professor Tarchi si sottrae non avendo il telefonino. Bene. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio, chiesto questa cosa sulla Francia, ecco, così, però avrei piacere di qualche
altra domanda e poi ci avviamo alla conclusione, perché il professor Marco Tarchi ha anche il treno che lo attende e non, cioè lo dovremo tenere qui, ma dopo c'è il problema che potrebbe essere interpretato come un sequestro di persone, quindi adesso io giuridicamente devo anche tutelare un po' l'istituzione alla quale faccio parte, l'Università di Udine, che devo ringraziare perché ha dato il patrocinio, il rettore ci appoggia, siamo molto contenti dell'attenzione che abbiamo dall'Ateneo e anche dal Comune di Udine che con l'assessore alla cultura Cigolotte presente alle nostre iniziative, era presente anche alla inaugurazione la scorsa settimana e adesso anche ci fa piacere che ci sia il consigliere Vidoni che è venuto a trovarci, un segno dell'attenzione delle istituzioni, in particolare del Comune di Udine che è vicino a questi temi. Bene, allora una mano alzata, ecco, si alzi in piedi e faccia la domanda direttamente. Una domanda è questa. Da parte della politica, il segnale forte potrebbe essere che un po' alla radice del cioè poter condividere e democraticamente un po' di più a creare la visione è quella che elettorale che si offre non permette a che il governo forte quanto basta per fare avanti le proprie vite. Grazie infinite. Il nome? Alessandro. Alessandro. Qualche altra domanda? Sì? Arturo? Volevo chiedere cosa pensa il professor Tarchi di questi tentativi, visto che siamo in quest'aula piena di giovani, di dare più potere politico decisionale ai giovani. Se anche questo è un argomento populistico oppure è veramente un tentativo di riequilibrare una serie di questioni che adesso sono enormi. Un giudizio, grazie. Bene, grazie ad Arturo che è il nostro vicepresidente, ma in realtà past president, primo presidente di storia. Qualche altra domanda? Comincio a rispondere. Ne abbiamo già, sì. No, ma anche dopo la preoccupazione. Sarò breve, sarò molto breve. Benissimo. Allora, sarò veramente brevissimo. Do anche un'indicazione, anche in inglese, quindi il francese purtroppo non è molto conosciuto né parlato, ma l'inglese un po' di più. C'è una fondazione, si chiama Fondation pour l'innovation politique. L'acronimo è Fondapol, proprio scritto in questo modo, Fondapol. Che sta a Parigi, è diretta da un collega che ha scritto cose molto interessanti sul populismo, che si chiama Dominique Régnier. Questo Fondapol, che ha un suo bel sito, mette a disposizione, scaricabile, fra le tante cose che fa, dunque si definisce think tank liberale e progressista, quindi diciamo non ha, come capirete, simpatie per il populismo, però è fatto da gente che lavora in maniera molto seria. E mette online, quindi lo trovate sul sito in varie versioni, credo anche in spagnolo, mi sembra addirittura, alcune cose sicuramente sono trilingui, qualcuna forse verrà anche in italiano, vi ho mandato delle traduzioni di testi che possono interessare. Un rapporto semestrale su quello che chiama il rischio populista in Francia. Quindi il professor Cevolin, invece di farvi perdere tempo con le mie chiacchiere, potrà lui stesso e voi tutti andare sul sito di Fondapol e troverà cosa sono questi rapporti semestrali. Sono rilevazioni di un panel da sondaggio ampio, che pongono una serie di quesiti per capire qual è il livello potenziale di attenzione ai messaggi populisti nelle diverse fasce di popolazione, per reddito, per culture, per istruzione, per opinioni politiche, eccetera, in Francia in vista delle elezioni di qui a 2 mesi. E vedrete che l'indice negli ultimi, sono anni e anni che lo fanno, avevano iniziato con le elezioni del 2017, l'indice è in ascesa, con dei momenti più o meno favorevoli, ma diciamo non si è stoppato in occasione della pandemia per varie ragioni.
Dato questo elemento, è ovvio che ci siano una pluralità di attori politici che, sapendo che c'è questa disponibilità, cercano di pescarci dentro. Quindi ci sono, come dire, populisti di destra o di sinistra, di solito si definisce in taluni casi e in maniera sensata, altri un po' meno, che stanno in quell'orbita. Però qui bisogna mettere un caveat, un monito, che purtroppo non si può sviluppare. Quindi sarebbe occasione interessante di un ulteriore incontro. La sovrapposizione, spesso erronea, che si fa tra due concetti molto diversi, sovranismo e populismo. Non sono la stessa cosa. Ci sono soggetti in cui si possono trovare tutte e due, ma ci sono soggetti in cui c'è l'uno ma non c'è l'altro. Per esempio, il discorso politico di Eric Zemmour, che io seguo molto, è vero che in questo quotidiano, col quale non ho alcuna convergenza di tipo politico-ideologico, ma è l'unico che mi chiede costantemente di scrivere e mi dà molto spazio, che è Domani. Io ho fatto già vari interventi su questo argomento, tra cui una lunga, larga, su 2 pagine, presentazione del personaggio Zemmour quando ancora non lo conosceva nessuno. Questo signore propone non un populismo, come si dice, certo ha un'insistenza fortissima sulla questione dello stop all'immigrazione, addirittura del ritorno forzato di una parte degli immigrati nei paesi d'origine, ed è soprattutto ferocemente avverso a quella che chiama la islamizzazione galoppante del paese. Ma la sua proposta di fatto è quella di un ritorno alla Francia di un tempo, cioè degli anni 60, degli anni 50, veramente continuamente si esprime, diciamo, del tutto legittimamente contro tutto quello che è accaduto perlomeno dal 68 in poi e per un ritorno alla Francia di prima. Tant'è vero che una parte dell'elettorato che si dichiara disponibile a votarlo non è composto da persone che precedentemente votavano per il Partito Nazionale Populista classico, e cioè per il Front National, oggi il Rassemblement National, che esprime la candidatura di Marine Le Pen. Nonostante il disfacimento o quasi il suicidio del Rassemblement National operato dalla sua leader in questi anni, gran parte di quell'elettorato è rimasto fedele, tant'è vero che gli ultimissimi sondaggi danno ancora per il primo turno delle elezioni un 17,5% di elettori che voterebbero per Marine Le Pen, ma nel 13 qualcosa per cento che voterebbe per Zemmour ci sono soprattutto invece elettori conservatori del centrodestra dei Républicains, che considerano troppo spostata a sinistra in questi anni la gestione del partito, che ora ha messo Valérie Pécresse, che è diciamo una candidata un po' più centrista, ma non così lontana da Macron, eccetera. Questo spiega anche quello che tu dicevi su Macron. Macron cerca non di utilizzare le carte del populismo che gli sono proibite, che ne pensi Sara Gentile, che è un'amica ma che sul tema sbaglia completamente, secondo il mio modesto parere, ma quello è il sovranismo. Il sovranismo è un atteggiamento largamente condiviso in Francia e vediamo che anche in Italia sta recuperando diciamo del terreno negli ultimi anni, che è presente molto in Ungheria, che è presente molto in Polonia, in generale nei paesi dell'Est Europa, che ha comunque una sua forza in molti altri paesi, e il sovranismo, ripeto, si può o non si può collegare al populismo. Nel caso di Macron è evidente questo tentativo. Altri attori, e qui chiudo su questo punto e vado rapidissimamente sugli altri, nel caso della sinistra, del populismo di sinistra, in realtà Mélenchon ha fatto la scelta, per ragioni interne al suo partito, che lui chiama lo Stato gassoso, però esiste, la France Insoumise, diciamo ha avuto delle grosse scissioni, delle grosse fratture. La sovranista barra populista è stata praticamente costretta ad andarsene e quindi si è rispostato su posizioni di sinistra radicale classica. Risultato? Ha preso quasi il 20% l'altra volta, quasi il 19%, questa volta viaggiano i sondaggi al massimo sul 9%, come dire. Quindi altri piccoli attori stanno cercando di recuperarne una parte, ma sarà piuttosto difficile. Questione del sistema elettorale. Questione delicata, è già stata trattata in tutti e due gli interventi che mi hanno preceduto. Allora, come io sempre dico in apertura delle lezioni che dedico a questo tema nel mio corso di scienza politica,
tutti i sistemi elettorali sono altamente manipolativi. Cioè si tratta di trovare una formula di traduzione dei voti in seggi, nessun sistema elettorale può tradurre in maniera meccanica, puramente e semplicemente, la fotografia delle posizioni che hanno, diciamo, gli elettori rispetto alla loro capacità rappresentativa. E qui ci sono tutta una serie di simpatie o antipatie che vengono. È vero che per questa ragione, quanto è vero che chi ha il potere vuol costruirsi sempre un meccanismo elettorale a suo vantaggio. Quanto è vero che nonostante questo poi può essere sconfitto, ma semplicemente a volte perché si seguono troppo i sondaggi del momento e si pensa che le cose poi dopo andranno in quella direzione. Io, e non ho il tempo di raccontare, come mi piace fare spesso per intero, l'aneddoto, ho avuto la fortuna, tra virgolette, di iniziare nel 1992 la mia carriera strutturata all'interno dell'Università di Firenze come ricercatore, facendo il ricercatore di riferimento dell'allora preside, da poco anche lui, della facoltà, professor Morlino, che mi faceva fare una serie di cose, tra cui quella di andare a recuperare nel fax della presidenza le carte che gli arrivavano dalla commissione di politologi, storici e sociologi di cui faceva parte, a cui era stato affidato dal Parlamento e dal governo di allora il compito di fare simulazioni, siccome c'era stato ovviamente già il dibattito sul cambiamento di legge elettorale, parliamo dell'autunno del 92, quindi eravamo in pieno subbuglio di Tangentopoli, questa commissione doveva stabilire la nuova ripartizione dei collegi in vista di una possibile, appunto, che poi venne nel 93, legge elettorale. Che cosa facevano costoro? Usavano i dati elettorali delle elezioni del 92, che c'erano state 6 mesi prima, per prevedere quello che sarebbe successo nelle successive elezioni. E la scelta del Mattarellum venne fatta, io ne ho le prove a casa perché ho conservato i fax, sulla base del fatto che quei voti con il sistema del Mattarellum, malgrado la crisi della Democrazia Cristiana, poi Partito Popolare, del Partito Comunista e persino del Partito Socialista, davano la possibilità di avere un seggi tali da poter riproporre il centro-sinistra come coalizione di governo. Quindi questi, non avendo capito che stava cambiando tutto l'orientamento dei cittadini, hanno scelto il Mattarellum con la convinzione che sarebbero usciti rafforzati, malgrado che ci fossero già dei segni tremendi. Io ancora i fax con tutte le proiezioni delle varie cose. Un giorno o l'altro bisognerebbe anche che lo utilizzassi per un articolo perlomeno divertente sull'argomento, no? Quindi una volta che hanno fatto il calcolo hanno detto: se teniamo il proporzionale così, eccetera, viene questo. Se mettiamo il turno unico al 100% viene questo. Se dobbiamo mettere il doppio turno, io gli ultimi 2 anni di carriera di Giovanni Sartori ho fatti da assistente in aula di Giovanni Sartori, legato a questo. Quindi ogni volta che dall'aula di lezione si andava all'Istituto di Scienza Politica in fondo al corridoio, lui mi prendeva da parte, essendo anche lui diciamo facondo e chiacchierone, non molto meno di quanto lo sono io, mi diceva: ma cosa pensi, cosa qui, cosa là, e diceva: io insisto sul doppio turno, ma il doppio turno non lo vogliono fare perché sono convinti che poi gli nuocerebbe. Invece non gli nuocerebbe. In fondo aveva ragione lui, nel senso che poi col sistema Mattarellum invece gli è andata molto peggio di come sarebbe andata con il doppio turno nel 94, e conseguentemente le cose sono andate così. Quindi servirebbe un sistema elettorale a cambiare le cose, rafforzerebbe la posizione di chi governa? Allora, è molto dubbio, perché appunto le oscillazioni dell'elettorato sono tali per cui non esiste oggi, e lo sanno tutti i politici attualmente, diciamo, di livello, nessun sistema che possa assicurare una maggioranza, come si deve dire, blindata. Seconda cosa, noi veniamo da un'esperienza dal 1946 al 1994 di proporzionalità. Per quanto le famiglie ideologiche non esistano quasi più o siano estremamente depotenziate, le persone si erano abituate a votare in ordine alle loro preferenze, eccetera. E non ne hanno mai voluto sapere, nemmeno nel periodo dopo il 94, di piegarsi completamente alla logica di un bipolarismo che li costringeva poi, secondo le idee di alcuni, a andare verso il bipartitismo. Prova ne sia che quando hanno avuto un'opzione terza con il Movimento 5 Stelle ci si sono tuffati a pesce. Quindi
diciamo, questa possibilità praticamente non esiste. Ma anche se esistesse, chi ci assicura che la continuità di governo darebbe i risultati di miglioramento qualitativo dell'azione dello stesso governo? Perché le coalizioni sono eterogenee al loro interno e anche gli stessi partiti che compongono le coalizioni. Ma dico, ragazzi, siete giovani, ma non fate come gli studenti di scienze politiche da molti anni nella mia facoltà, che non si capisce in grande misura perché siano venuti a scienze politiche, il che sarà servito a pagare le tasse con le quali ci stipendiano, d'accordo, però non si interessano minimamente di politica. Per lo più vogliono fare il giornalista, però vogliono fare in altri campi che non siano quelli della politica. Invece voi cercate, diciamo, di seguire un po' le cose. I grandi partiti sono quasi tutti, anche fortemente divisi in correnti, e quindi ogni tipo di elezione con qualsiasi sistema elettorale dà la possibilità di quello che è accaduto dal 94 in poi, cambi di casacca, fratture. Avete visto tutti, o potevate vederlo, quello che è accaduto sulle candidature, diciamo, di parte, di schieramento che si sono proiettate sullo scenario dell'elezione del Presidente della Repubblica. Altro che. Cioè, quindi di fronte a questo, secondo me, non è con meccanismi di carattere istituzionale, di ingegneria istituzionale, che si può risolvere la questione. Non voglio dire, perché sarebbe indecoroso, parlando a persone della vostra età, o che è poi quella dei miei studenti, dirvi non c'è speranza. Per carità, le speranze sono veramente le ultime a morire. Però il cambiamento qualitativo della classe dirigente dipende da tante cose che attualmente non esistono. Ancora una volta, quello che vi veniva detto da Elisabetta Gardini, c'è un problema di formazione culturale, di base delle classi dirigenti. Diceva l'interveniente sul Sole 24 Ore, bisogna che acquistino competenze, eccetera. Sì, ma la politica non è solo una questione di competenze tecniche, è una questione di progettualità, è una questione di visione della società, è una questione di visione del mondo. Se non c'è quello, e in questa epoca sembra che sia stata evacuata, e non solo in Italia, per carità, o meglio, viene evacuata dalle sedi politiche, ma coltivata molto attentamente da altri ambienti che appunto usano la scuola, usano i media di tutti i generi per far penetrare determinate idee di fondo considerate intangibili. Cioè hanno deciso di creare un allevamento delle giovani generazioni. Non tutti ci stanno, ovviamente, però certi messaggi che vengono continuamente mandati. Guardate, io ripeto, questo giovane collega e il suo coautore non sono certamente persone che appartengano alla destra, né radicale né altro, eccetera. Però le cose che vi ho letto sono significative. È diventato il vero terreno, il vero banco di scontro, imporre una memoria pubblica che porti in una certa direzione. Poi si può vedere se è la direzione che loro pensano di aver individuato in sintonia con la fine della storia, con un certo tipo di processo o altro, ma è assolutamente questo. E se non ci si ribella a questo, il destino è quello di un'omologazione culturale assoluta. In questo senso, caro Arturo, potere ai giovani può poter dire tante cose, anche lì c'è una logica dietro l'idea del voto ai sedicenni e così via. Non lo so se c'è una logica di lungo periodo, se c'è una logica di breve periodo, non c'è logica affatto, però la potrei connettere con quello che ho detto poco fa. Se si pensa di aver creato un allevamento, diciamo, di giovani generazioni che nelle loro coordinate di fondo vengono condizionate da questa visione obbligata quasi della memoria pubblica legata allo spirito del tempo, allora dare il voto anche ai più giovani può servire ad aumentare le fila di quelli che si spera che voteranno in ordine a quel tipo di memoria collettiva. E da questo punto di vista non mi sembra un grande passo avanti. Grazie al professor Tarchi, che ringraziamo con un applauso. È stato ricordato Sartori. Sartori una volta mi telefonò dagli Stati Uniti dicendo che l'iniziativa che gli avevo proposto nell'ambito di storia, nell'ambito del corso di geopolitica, era una delle cose più belle e più importanti alle quali avrebbe potuto partecipare, ma in quel semestre stava negli Stati Uniti. E abbiamo avuto comunque con noi
colui che siede sulla cattedra di Giovanni Sartori, che è mezza, perché è stata divisa in due, ecco, allora, su mezza sedia su mezza cattedra del no, era mezza anche allora, era mezza anche allora. Bene, allora ci congediamo e l'appuntamento è per venerdì prossimo a Vittorio Veneto con il professor Iele, che era qui in sala, il sottoscritto, su Ucraina e Russia, e sembra che la CIA dice che ci sarà l'attacco questa settimana, quindi meglio di così, diciamo, o peggio di così in realtà, meglio di così per l'interesse del corso geopolitico, peggio di così per la situazione non si può. O per chi crede alla CIA. O per chi crede alla CIA, che probabilmente sbaglia perché non ci sarà l'attacco, sembra, ma anche qui non facciamo gli indovini di professione. Grazie infinite e ancora un applauso al professor Tarchi perché è stato bravissimo.